le imposte che si chiamano comunali siano dei comuni e ne rispondano i comuni direttamente ai cittadini. Le imposte che sono dello Stato vanno allo Stato e ne risponde lo Stato. Disarmante nella sua semplicità, la proposta dei comuni trevigiani per l'autogestione delle tasse municipali si trasforma nel manifesto dei sindaci veneti che vogliono diventare il laboratorio nazionale di un'iniziativa che mira all'autonomia fiscale. E così, dopo quelli della Marca, i primi cittadini di Venezia, Padova, Vicenza, Belluno e Rovigo chiedono di trattenere sul territorio le imposte comunali rinunciando ai trasferimenti statali. 3 i punti cardine della proposta dei sindaci. Al primo posto l'imposizione sugli immobili, con IMU e Tasi che resterebbero al comune, poi la creazione di un fondo di perequazione su base veneta per aiutare gli enti locali della regione che si dovessero trovare in difficoltà. Infine si chiede la deroga dal patto di stabilità per gli interventi di messa in sicurezza delle scuole. Si afferma il principio sostanzialmente della responsabilità. Cosa che purtroppo noto costantemente con decreti salva di qua e salva di là, non vale per altri comuni. Ai comuni veneti dunque i soldi versati dai cittadini che li vedrebbero restituiti al territorio in termini di efficienza e servizi, con magari anche una minore imposizione fiscale. Emblematico il caso di Venezia. Potrebbe rimanere tutta l'IMU, anche quella della parte industriale, della lettera D, e non avremmo più il trasferimento allo Stato. Questo potrebbe comportare la possibilità anche di diminuire le aliquote della Tasi. Una scelta di responsabilità decisa dai comuni più virtuosi d'Italia, ma anche di coraggio, visto che i primi cittadini ci mettono veramente la faccia, dato che non potranno più dare la colpa allo Stato se non riuscissero a dare ai propri cittadini i servizi promessi. Non ci deve essere più un per colpa di, per colpa tua se sindaco non sei riuscito, amministrando i soldi dei cittadini che sono stati dati a te, a dare i servizi. Quindi è una sfida ed è anche coraggio. Ora la proposta dei sindaci veneti, all'appello per il momento manca solo il sindaco di Verona, Flavio Tosi, verrà portata a Roma dall'Anci Veneto. Penso che il Veneto si possa veramente candidare come un laboratorio interessante per temi di questo tipo.